Le chiedo, sicuramente una cosa che lei saprà benissimo che è il cuore diciamo della bontà della pizza, l'impasto. Ci racconta la storia di questa magia? Non la chiamo magia, la chiamo soltanto acquisito diritto di esperienza nel campo di questi lunghi anni. L'impasto mi permette proprio di presentarlo sempre con diciamo, il pezzo forte del pizzaiolo e l'impasto, che parte dalla base fondamentale dalle due farine, che, che adesso ti voglio elencare. Noi elenchiamo ad esempio due tipi di farina, il bianco e il rimacino. Non sto qui a dirti la quantità perché ogni pizzaiolo usa il metodo che o per l'esperienza che ha o per i risultati che lui ritiene Ottiene. opportuno, soddisfacenti per quel tipo di impasto che fa lui. In questo caso io, Alfredo, il mio impasto fino ad oggi ci ha dato veramente risultati e consensi, e i nostri clienti ne sono molto fieri, cioè è dalla farina di rimacino alla farina bianca, al naturale, acqua naturale e sale. Poi noi non usiamo altre, perché l'impasto della pizza per me, per Alfredo, è il più naturale possibile. Cioè noi ci andiamo a scendere regolarmente sulla tradizione popolare, cioè acqua, farina e sale. Pizzico d'olio finale e io ti presento la mia pasta. Poi tu te la gusti e quindi in questo caso il pizzaiolo ritiene opportuno che quell'impasto per lui è fondamentale perché vedi i risultati dei tavoli, dei clienti che gustano e quindi passano al consenso alla direzione, sottolineando che sono contenti. Certamente qualcuno probabilmente non è d'accordo, ma al 99% fino ad oggi, grazie a Dio, i consensi ci sono stati. Bene.